oggi un esempio virtuoso di come si possa fare incrocio fra domanda e offerta di lavoro attraverso la formazione specializzata, un progetto peraltro in cui la Regione ha creduto fortemente. Fincantieri è la più grande azienda regionale, ha un importantissimo indotto. Questo indotto ha spesso bisogno di lavoratori qualificati, in particolare tibuisti e saldatori specializzati. Qui, con una sinergia molto forte con la provincia di Gorizia, siamo riusciti a realizzare il cosiddetto Mont Bloc, che appunto permetterà in termini di sicurezza di imparare questo mestiere, di poterlo insegnare a tanti ragazzi e a tanti giovani e poter in questo modo creare posti di lavoro. Si parte con 40 posti di lavoro, ma in previsione ce ne sono altri 40. Un progetto per tutta la regione, una regione che avrà bisogno di un grande porto. Indubbiamente, da qui nasce anche l'esigenza di una portualità rafforzata dell'Alto Adriatico. Porto di Monfalcone, Porto Nogaro e Porto di Trieste hanno bisogno di fare sinergia e in questa sinergia noi siamo in grado di realizzare davvero una grande piattaforma logistica importante per tutto il nord-est, ma soprattutto per entrare in Europa. Forza Domenico, vai. Tieni l'altro pezzo, via. Metti la mano là.